Secondo la CGIA di Mestre, la pressione fiscale sulle imprese italiane è la più alta non solo d'Europa ma anche di Stati Uniti, Canada e Giappone. Intanto c'è chi avvia iniziative per sostenere le aziende in difficoltà per crisi, tasse e ritardi dei pagamenti da parte dello Stato. Dobbiamo fare un netto distinguo fra evasore e debitore dello Stato. L'impresa che ha la sua partita IVA, che dichiara i propri redditi e non ce la fa pagare, è un debitore dello Stato, non è un evasore. Union Liberi e Federcontribuenti si sono messe assieme per sostenere le piccole imprese in difficoltà, sempre più tartassate. Critiche ad Equitalia. Chiediamo che venga chiusa o rifondata come ente statale, non società di capitali, e che utilizzi un sistema più umano per il recupero dei crediti dello Stato. In un periodo di eccezionale crisi adottare anche soluzioni eccezionali, mentre non vediamo nulla che venga fatto in questo senso, soltanto riscuotere. Piccole imprese in difficoltà, cosa bisogna fare? Hanno bisogno innanzitutto di speranza e di fiducia, e la speranza e la fiducia nascono da un rapporto con il fisco, da un rapporto con le banche che sia più trasparente. In un periodo di eccezionale crisi adottare anche soluzioni eccezionali, mentre non vediamo nulla che venga fatto in questo senso, soltanto riscuotere. Da questa crisi si esce con il buonsenso e la legalità, soprattutto quello che è Equitalia, per carità, e anche le banche che facciano la loro parte.